Allora, prendiamo l'altro aspetto che era comunque importante, i voucher. Leggiamo anche i messaggi che arrivano, giustamente. Abbiamo la disoccupazione giovanile a livello africano, si parla di cambiamento, ma quando bisogna cambiare rivotiamo la solita cricca, docet le primarie. Questi del proprio male, però d'altra parte sembra che chi voti certe persone è già a posto col lavoro. Parlare di articolo 18 vuol dire rifugiarsi nelle solite scuse. Guardiamo in avanti, garantiamo il lavoro sempre over chi vuol lavorare senza gli stipendi da fame. Ecco, questo è un problema. Non sono slegate, comunque non voglio riprendere. C'è senz'altro un problema vero che è quello della disoccupazione. Sappiamo che è un problema non omogeneo dappertutto, riguarda soprattutto il sud d'Italia e soprattutto la popolazione giovanile e anche femminile, perché nelle situazioni di crisi poi le ricadute colpiscono queste fasce di popolazione e di lavoratori e di lavoratrici. Valgono i ragionamenti fatti prima, cioè ci vuole un rilancio dell'economia e dei settori produttivi, che ha bisogno di alcuni interventi strutturali, ma c'è bisogno anche di un lavoro più di qualità e con più garanzie. Guardate, sui voucher, come richiamavamo prima i voucher, sì. No? Cioè, perché noi siamo contenti di aver portato a casa il risultato dell'abrogazione dei voucher e ancora di più per aver ripristinato la responsabilità in solido del committente negli appalti, che è un tema molto meno visibile, molto meno pubblicizzato, ma altrettanto importante di quello dei voucher. Questo dei voucher ce lo spieghi perché poi voglio sentire la CISL cosa ne pensa. Perché i voucher rappresentavano non solo anche simbolicamente, ma anche concretamente la forma più mercantile del riconoscimento della prestazione lavorativa, cioè come andare a comprare insomma il pacchetto di sigarette dal tabaccaio, no? Mentre il lavoro ha una sua dignità che dovrebbe essere riconosciuta. Ma soprattutto perché in realtà non è vero che l'utilizzo dei voucher, per come si è evoluto negli anni, ha consentito di ridurre il lavoro nero, anzi nella maggior parte dei casi ha consentito il lavoro grigio, ha consentito di mettersi in regola utilizzando un voucher e di coprire il lavoro nero perché il resto veniva pagato in nero. Ma in molti casi, non a caso alcune categorie produttive si lamentano oggi, no, pensiamo a tutta la stagionalità, soprattutto nel settore turistico, nel settore del commercio, in realtà ha portato a sostituire il lavoro subordinato definito con i contratti a termine, con i contratti stagionali, utilizzando il voucher. E il terzo elemento è che il voucher non dava nessuna garanzia al lavoratore, né da un punto di vista della maturazione di alcune prestazioni contrattuali, pensiamo al TFR, pensiamo alla 14ª, pensiamo alle stesse ferie, no, ma nemmeno dal punto di vista degli ammortizzatori sociali, perché chi aveva reddito da voucher non aveva neanche diritto alla disoccupazione e alle indennità e agli ammortizzatori sociali. Oggi bisogna guardare in avanti, regolando il lavoro occasionale. Noi nella Carta dei diritti che richiamavo prima non è che diciamo che non esiste un problema di regolamentazione del lavoro occasionale, ma del lavoro occasionale, non di una parte del lavoro in impresa, del lavoro strutturale che sostituisce il lavoro stabile con la forma dei voucher. Se è il lavoro occasionale lo si regolamenta con una forma che deve essere contrattuale, che deve dare dei diritti a chi lavora con quel tipo di prestazione e soprattutto limitato ad alcuni ambiti, pensionati, disoccupati, gli studenti e via dicendo. Chiedo anche a lei, prima leggo due messaggi, chiedo cortesemente dalla regia se li rimette in onda entrambi, che non siamo riusciti a leggere, magari voi da casa sì. Si vedrete che ce lo fanno subito all'alleggerimento fiscale, stiamo in piedi col PIL solo perché aumentano l'inflazione tramite aumento delle tasse sugli energetici, carburanti, gas, elettricità e per le spese dichiarate pro immigrazione, super opere inutili e salvataggi improbabili. L'altro messaggio poi ancora riguardava invece il discorso dei voucher. Buongiorno, l'errore abolizione dei voucher dovevano essere rivisti e finalizzati solo per le attività saltuarie limitate nel tempo. Adesso tocca a lei il discorso voucher, cosa ne pensate, condividete? Io sposo l'ultimo messaggio, nel senso che i voucher, noi come CISL il problema del voucher l'avevamo sollevato 2 anni fa, facendo una campagna a livello Veneto proprio per la problematica, tant'è che un dato che a mio parere è rilevante,
Padova era la terza realtà in Veneto per utilizzo dei voucher e la settima in Italia. Nel momento in cui è la settima in Italia vuol dire che nelle prime 7 città italiane ce ne sono 3 che sono in Veneto che utilizzano i voucher. Problema Veneto, no? Uso, abuso dei voucher è un problema che è stato sollevato in quanto purtroppo in molti casi il problema Veneto, lei ha ragione, da altre parti neanche i voucher usavano per questo esatto, no, è vero, però in molti casi c'era un sistema per cui c'era anche chi metteva in regola la persona per un'ora, lo faceva lavorare 8 ore. Questa era la cosa che non andava. È anche vero che dall'altro lato c'era chi i voucher li usava come andavano usati. Nel momento in cui io tolgo il sistema, da un certo aspetto tolgo un abuso, ma facilito l'utilizzo di lavoro nero. Allora la problematica che noi avevamo sollevato era i voucher così come erano andavano bene, ma siccome c'è il ruolo del sindacato è quello di interagire, di relazionarsi e di costruire delle soluzioni assieme. E allora forse a nostro parere il percorso, l'iniziativa doveva essere un confronto che comunque con il governo si stava aprendo alla fine del 2016, proseguirlo per cercare di sistemare anche questa dinamica qua, senza creare un prendi o lascia, togli o tieni, ma andare a regolarizzarlo, quindi riportarlo a quelle che erano le vere necessità del voucher, cioè l'accessorio, qualcosa che non è dentro nell'attività normale dell'azienda. Oggi purtroppo vediamo che il voucher servirebbe in alcune attività e in alcune particolarità, ma penso anche a tutto il lavoro che potrebbe essere a corredo di quelle che sono attività saltuarie ma proprio momentanee. Come viene regolato questo? Questo ritengo che sia un'esigenza da dover affrontare. La prestazione occasionale, ci hanno scritto in parecchi questo. La prestazione occasionale è scomparsa perché c'erano i voucher, nel momento in cui scompaiono i voucher scompare la prestazione occasionale. No, ma quella famosa ritenuta d'acconto che veniva fatta un tempo, eccetera, non può essere utilizzata? Beh, se uno ha una sua partita IVA, tu utilizzi quello che è un rapporto legato alla partita IVA. Se invece tu devi legarlo a una prestazione occasionale, non puoi al momento legare una prestazione occasionale, fatto salvo che tu non gli faccia un contratto di lavoro a chiamata o di altra tipologia. Quindi c'è un buco. Oggi diciamo che c'è il lavoro, il lavoro e ci sono anche le eccezioni. Noi alle eccezioni non dobbiamo fingere che non esistono, ci sono, dobbiamo governarle. Concludo con un dato, da quello che è fornito anche dall'INPS. Nell'ultimo trimestre del 2016, nel momento in cui si era andato a irrigidire quello che era il sistema anche delle modalità per l'utilizzo dei voucher, cioè una verifica prima limitata nel tempo con una comunicazione e quant'altro, si è avuto anche comunque un calo nell'utilizzo dei voucher. Vuol dire che sicuramente quella è la strada, ma bisogna trovare una modalità migliore. Dopo, è il voucher uno strumento, un sistema solo italiano? No, perché in Europa ci sono sistemi analoghi, sono i mini assegni in Germania o un sistema analogo. Sono contratti di lavoro però, non sono buoni, sono contratti di lavoro. Sono modalità molto similari a queste. Sono contratti di lavoro. Mini assegni che vengono presi da qualche parte. Sono regolati da un contratto che regola il rapporto. Stava aggiungendo qualche cosa proprio completare? Ne abbiamo parlato tante volte, insomma. Quindi secondo voi anche voi andrebbe completato? Io l'ho detto, noi nella Carta dei diritti proponiamo che venga regolamentato il lavoro veramente occasionale, perché bisogna intendersi su cos'è il lavoro occasionale, insomma, quello che è veramente occasionale, e che venga regolamentato però non con uno strumento che è un buono che si compra in tabaccheria, ma con una regolamentazione contrattuale. È chiaro che dopo dal punto di vista dell'accessibilità, della tempestività va regolato in modo che possa essere accessibile e usufruire, ma voglio ricordare che non è che non esiste, no, perché sembra quasi che in Italia nel mercato del lavoro non ci siano forme di flessibilità, ce ne sono un'infinità. Pensiamo ai contratti, la somministrazione di lavoro è la prima che viene in mente perché è quella più grande e più diffusa, ma nei contratti di lavoro, richiamo sempre l'esempio del commercio, del turismo, no, il contratto del commercio e quello del turismo prevede tantissime forme di flessibilità,
il contratto weekend, il contratto extra che regola le prestazioni aggiuntive che non erano prevedibili prima. Se però la finalità di chi dice i voucher ci volevano e ci vorrebbero è quella di avere uno strumento per pagare di meno il lavoratore, per dargli meno garanzie e meno tutele, su quello non siamo d'accordo, non era d'accordo neanche la CIE, tanto è vero che il mio collega ha richiamato che già un paio d'anni fa sono intervenuti denunciando l'abuso. Noi pensiamo, siamo convinti che se non avessimo messo in campo l'azione forte del referendum, di questa partita probabilmente se ne sarebbe parlato poco e difficilmente si sarebbe prodotto un risultato di cambiamento vero. Chiarissimo, siamo arrivati al termine, il tempo è volato, io vi ringrazio di essere stati qui con noi, aver fatto il punto, speriamo di aver risposto anche alle domande dei nostri telespettatori, anche molti avevano scritto relativamente appunto ai voucher per capire i vari punti di vista, vedremo cosa poi succederà e grazie anche a voi di aver partecipato, grazie. Ci vediamo come sempre e naturalmente questa sera alle ore 21 per l'approfondimento di prima serata. Grazie a tutti, arrivederci. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.